Dopo mesi di mobilitazione con assemblee sui luoghi di lavoro, appelli alla Regione finora inascoltati, i sindacati di categoria hanno deciso di proclamare lo sciopero generale della sanità nuorese che si fermerà ai primi di aprile. Una decisione che è stata ufficializzata stamattina a Nuoro nel corso di un'assemblea pubblica convocata dai sindacati CGIL, CISL, UIL, NURSIND e dalla RSU del San Francesco di Nuoro. All'incontro, ospitato nella sala consiliare della provincia, sono intervenuti i segretari delle organizzazioni sindacali che da mesi stanno chiedendo all'assessorato regionale alla sanità risposte sulle carenze di organico che interessano sia i nosocomi nuoresi San Francesco e Zonchello che il San Camillo di Sorgono, ma anche i presidi sanitari del territorio, le cui difficoltà finiscono per aggravare la situazione degli ospedali costretti a gestire un numero di pazienti enorme. Alla riunione hanno presenziato anche i sindaci dei centri del territorio, da Nuoro Oliena, da Urania Fonni, Mamoiade e Ottana, presenti anche i consiglieri regionali Emilio Usula dei Rossomuri e Luigi Crisponi dei Riformatori, oltre al deputato del Centro Democratico Roberto Cappilli. Nel corso dell'assemblea i sindacalisti nei loro interventi hanno ricordato i numeri che stanno portando la sanità nuorese ad un declassamento che nei fatti sono nelle norme che hanno riorganizzato il sistema con la creazione dell'ATS, l'azienda per la tutela della salute. I sindacati hanno chiesto di rendere operativa la Reus, l'azienda per l'emergenza urgenza, che ha sede a Nuoro con l'attivazione delle sale operative e l'adeguamento delle superfici del San Francesco, per la quale bastano 80.000 euro. Con un investimento così esiguo potrebbe diventare operativa H24. Questo in vista dell'implementazione del servizio di elisoccorso che al momento prevede 3 basi a Cagliari, Olbia e Alghero e che lascia scoperto il centro Sardegna. I sindaci sono schierati con i sindacati ricordando le difficoltà che i cittadini, specie quelli anziani, vivono nei paesi dell'interno, affrontando quotidianamente lunghe liste d'attesa, viaggi verso Nuoro-Sorgono, con servizi ridotti al minimo per la carenza di personale infermieristico. Ma il tempo delle parole sembra finito e gli operatori della sanità nuorese scenderanno in piazza per chiedere alla Regione di intervenire e di invertire un declino che sembra inarrestabile.